Benvenuti su RDR Sardegna, nella rubrica Cineradio, la vostra pillola da mandare giù tutto ad un fiato, dedicata al cinema. Oggi parleremo di un film del 1982, famoso in tutto il mondo, firmato Steven Spielberg, E.T. Di genere fantascientifico, avventura per ragazzi. Mi farà compagnia anche Anna. Ciao Raffaele, grazie dell'invito. In pratica, la trama ormai celeberrima è questa: un alieno viene per sbaglio lasciato sulla Terra, nella quale troverà Elliot, un bambino di 9 anni che con l'aiuto dei due fratelli dovrà cercare di proteggerlo da degli adulti e soprattutto da alcuni scienziati che vorranno fare su di lui degli esperimenti. Successivamente però tra i due si instaurerà un'amicizia e svilupperanno un legame molto forte, addirittura azzarderei a dire simbiotico. Infatti dovranno superare insieme tanti ostacoli e tante disavventure, pericoli e difficoltà al fine di far tornare E.T. sulla sua navicella e quindi a casa. La prima curiosità che vi voglio proporre è che E.T. nasce in realtà da un ricordo di infanzia dello stesso Spielberg per elaborare il trauma della separazione dei genitori. Infatti il regista creò nella sua testa un amico immaginario con cui confidarsi che più in là negli anni sarebbe diventato reale attraverso questo film. Effettivamente Raffaele credo che sia stato molto interessante per un regista così famoso utilizzare a livello terapeutico un film per gestire quella che è la separazione tra i genitori ed l'ho trovato davvero molto interessante, sia perché è stato un gesto di estremamente di grande umiltà, no? Per lui, essendo tra l'altro appunto un regista così famoso, ma nello stesso tempo mettersi a nudo in questa maniera per le sue debolezze è stato veramente davvero geniale, ed utilizzare quella che è la sua passione, no? Come può essere il suo lavoro, ecco, è stato anche un modo per lavorare sulle sue emozioni. Tu cosa ne pensi, secondo te? Sì, infatti questa era una curiosità che secondo me sanno in molti che ci stanno ascoltando, e avevo visto anche di recente l'ultimo film che aveva fatto, che tratta sempre questo tema della separazione, l'ultimo film di Spielberg che tratta Come si intitola? The Fabelmans. Ah, io non l'ho visto. Tratta questo tema e praticamente lui, quando ha vinto il Golden Globe per la regia, ha detto che ha fatto questo discorso dove ha detto che in realtà in ogni suo film c'era sempre questa tematica in mezzo, cioè c'era sempre una traccia, ecco, e infatti adesso ha avuto la possibilità di farlo del tutto, come per esempio cioè lui intendeva che c'era sempre questo rapporto tra genitori conflittuali, eccetera. In E.T. poi per esempio c'era in Hook, oppure anche in Indiana Jones e l'ultima crociata, con il rapporto tra Indy e suo padre, oppure anche in Prova a prendermi con Leonardo DiCaprio, dove ha difficoltà, diciamo, con i genitori, quindi diciamo che Spielberg ha sempre trattato questo tema. Straordinario, guarda, veramente incredibile questa cosa. Infatti se ci pensi anche la stessa frase di E.T., no? Che a noi è rimasta, telefono casa, no? Questo senso della famiglia, no? Che viene fuori è estremamente per lui molto caro, no? Guarda, l'ho trovata veramente un'idea incredibile in lui, questa cosa di aver utilizzato il cinema e il film per gestire questo suo chiamiamolo lutto, no? Personale della separazione, che si denota anche nel film di E.T., no? Io l'ho piacevolmente rivisto dopo tanti anni e ho visto questa cosa che anche gli stessi adulti, no? Non si vedono in viso fino ad un certo punto, fino almeno da metà del film, quindi lo stesso viso di tutti non si vede, ma ad un certo punto viene fuori nel momento in cui E.T. sta quasi morendo, no? Ti ricordi nella parte in cui arrivano a catturare E.T., te lo ricordi? Prendono E.T., entrano in quella stanza dove loro sono entrambi nel letto, sia Elliot che
E.T. e c'è questa separazione dei corpi. Da quel momento in poi gli adulti verranno visti in faccia, perché fino a quel momento chi si vede sono, correggimi se sbaglio, il ragazzo Elliot, Sì, la sorellina, poi chi ci aiuta? e anche La il fratello. mamma. La mamma e il fratello, stop, poi basta, insegnanti non si vedono in faccia, quindi interessante proprio questa parte, molto molto interessante. Poi l'altra curiosità, cosa mi racconti? Una curiosità che forse alcuni sanno è che l'aspetto di T è stato realizzato dall'italiano Carlo Rambaldi, che fu premiato con un Oscar per gli effetti speciali di questo film. Realizzato su un modello fatto di gomma e poliuretano ed altre parti in alluminio e ferro, e con una testa lunga mezzo metro mossa da 12 uomini. Venne anche realizzato un modello elettronico per i primi piani e in aggiunta qualche tuta indossata da alcuni nani. Una curiosità che però in pochi sanno è che questo orgoglio italiano, senza contare che per gli anni 80 era degli effetti speciali del genere erano davvero incredibili. Io ricordo di averlo visto al cinema, avevo 5 anni, pensa un po', e mi aveva talmente impressionato anche la stessa figura di E.T. che era insomma molto impattante, no? Che addirittura quando aprivo l'armadio, ero piccolina, no? Quando aprivo l'armadio avevo paura di trovare E.T. dentro, pensa un po', e l'ho avuto almeno per 2 settimane quella paura, perché ho detto oddio, non è che mi trovo E.T., sai che c'è la scena della mamma poi che cerca E.T. dentro l'armadio, sì, non che che si cerca confonde E.T., tra i cos'è che pupazzi. cercava? Esatto, io avevo una paura, guarda, che tu non puoi immaginare, perché vederlo così, sai, ero piccola, vederlo così per le prime, è stato uno dei film, come hai detto tu, con degli effetti speciali pazzeschi. Effettivamente è stata, guarda, un film, un colossal, veramente straordinario. Poi che cos'altro mi racconti per quanto riguarda le varie curiosità? Beh, per esempio, una delle scene, diciamo, più memorabili, che almeno alcuni si ricordano, di E.T. è la scena ambientata a scuola delle rane, che trae spunto appunto da un episodio reale vissuto da Steven Spielberg. Nei suoi anni di scuola, infatti, è stato obbligato dal padre a frequentare classi di scienza per indirizzarlo ad una futura carriera in medicina. Come segno di ribellione, infatti, fece scappare tutte le rane. Secondo me è una chicca particolare che ha fatto bene inserire il regista nel film, ma se io qua lo dico non è per sponsorizzarlo, però se volete dare un'occhiata più da vicino all'infanzia dello stesso Spielberg, guardatevi The Fabelmans. E anche qui nel suo stile, no? È la stessa situazione della prima curiosità di cui mi hai parlato, utilizzare un film per raccontare se stesso e il suo vissuto, e quelle che sono magari, sai, delle cose rimaste, no? Questo obbligo dalla parte del padre, vedi come ritorna alla famiglia, deve essere assolutamente, vedremo il film, io lo vorrò vedere perché non l'ho mai visto. Di che anno Del è? 2022. Quando è uscito? Fine. Non l'ho visto. E sicuramente è interessante, magari chissà, Raffaele, forse ha risolto il suo problema personale con la famiglia, secondo te, in questo film, tu che l'hai visto, secondo te lo può aver risolto o se lo trasporterà in altri film più avanti? Ma in realtà Cosa non ne penso che pensi? un film possa diciamo far guarire un lutto, però sicuramente un po' forse ci ha fatto la pace, dai. Bene. Poi un'altra curiosità è che nonostante anche questa celeberrima, è che nonostante le molte richieste da parte dei fan, Spielberg e la sceneggiatrice Melissa Madison deciso di non fare un sequel di E.T., nonostante avessero in realtà già abbozzato una sceneggiatura intitolata E.T. Nocturnal Affairs, ma alla fine decisero di lasciare E.T. come un'opera unica, in quanto esperienza irripetibile, e perché credevano anche che un sequel, anche se ben fatto, potesse rovinare l'opera originale. E tu cosa dici, Raffaele? Avrebbe funzionato un continuo di questo E.T., secondo te? Secondo me non sarebbe stato all'altezza, ma sarebbe stato fatto comunque bene, anche se poi secondo me hanno fatto bene a lasciare E.T. come opera unica.
Sì, sì, ti immagini Raffaele al giorno d'oggi nel 2024 se fosse uscito un ET2 con gli effetti speciali che abbiamo adesso, no? Sarebbe uscita una roba pazzesca, no? Chissà cosa avrebbero fatto, non Sì, so. infatti. È una curiosità anche personale, sarebbe stato anche interessante vedere, però è bene che secondo me ET rimanga nel percorso di ognuno, in chi ama il cinema e nel proprio passato, ecco, del 1982. Durante la serata degli Oscar, E.T. ricevette 9 nomination, vincendo 4 statuette, inclusa la candidatura per il miglior film, che però non vinse, ma in compenso vinse miglior colonna sonora, migliori effetti speciali, sonoro e miglior montaggio sonoro. Il regista vincitore, Richard Attenborough, per il film Gandhi, ammise di essere stato infatti profondamente colpito dall'opera di Spielberg e dichiarò: "Ero certo che T non solo avrebbe vinto, ma che meritasse di vincere". Infatti, a distanza di anni mi trovo piuttosto d'accordo con questa dichiarazione, perché, con tutto il rispetto per l'opera del regista vincitore, la statuetta la meritava, credo la meritasse T a discapito di Gandhi, che nonostante sicuramente sia ben fatto, E.T. rimane comunque un film veramente immortale, a differenza ehm, di Gandhi, che È anche un'autobiografia, è no? anche un'autobiografia, sì, che eh, non sono altro che delle informazioni che si possono trovare in qualsiasi libro di storia. Inoltre, la prossima curiosità è che l'allora presidente in carica, Ronald Reagan, e sua moglie Nancy sono rimasti commossi dal film, e tant'è che, se non sbaglio, di recente ho visto anche una foto in cui Spielberg, se non sbaglio, è stato anche invitato alla Casa Bianca, e anche la principessa Diana insieme al marito Carlo scoppiò a piangere vedendo il film alla premiere londinese. Per la realizzazione del volto di E.T. vennero graficamente uniti 4 volti: quello di Albert Einstein, dello scrittore Ernest Hemingway, del poeta Carl Sandburg ed perfino quello di un cane, un carlino. Infatti, accostando le varie immagini si può vedere la somiglianza, se magari cercate su Google o qualcosa del genere. Sì, effettivamente Raffaele, le vediamo adesso sovraimpressione mentre tu stai parlando. Ma io personalmente, guarda, la somiglianza con E.T. e il Carlino la vedo anche alcuni tratti con Spielberg, ma con Hemingway, che ha anche la barba, non ci vedo proprio niente di somigliante con E.T., a meno che non lo pensiamo come, con la barba E.T., allora magari, ma diciamo che è veramente straordinaria questa idea di Spielberg di prendere alcune parti dei visi. Sarei curiosa anche di sapere che cosa ha preso di chi per riuscire a capire come ha fatto, vero? Sarebbe interessante, sarebbe una cosa da chiedere in qualche intervista, vero? Poi, parlando del protagonista, Henry Thomas, che interpreta Elliot, durante il provino che fece si mise a piangere, poiché stava pensando al suo cane, morto pochi mesi prima, e Spielberg lo scrittura immediatamente, in quanto era stato molto bravo ed è entrato subito nella parte. Infatti ho visto anche il provino che ha fatto, il video del provino che ha fatto, e devo dire che è stata un'interpretazione molto, diciamo, sentita, e anch'io gli avrei dato immediatamente la parte, ma è un peccato solo che poi dopo E.T. non abbia fatto film particolarmente, diciamo, degni di nota o che abbiano catturato l'attenzione. Poi, invece, questa una curiosità molto celebre è che la scena del volo in bicicletta di Elliot e E.T. è stata classificata da Empire come la più magica mai realizzata, ed è infatti tutt'oggi il logo dell'Amblin Entertainment, la società di produzione che produce tutti i film di Spielberg. Sì, assolutamente, credo che qualsiasi bambino si è medesimato in quella scena, perché vedere queste biciclette che ad un certo punto si sollevano, io ricordo quando l'avevo visto, ero sempre piccolina, e ho detto: ma che meraviglia che deve essere alzarmi con quelle biciclette, guarda, era una scena meravigliosa. Poi l'ultima curiosità riguarda la colonna sonora del film, che è stata composta dal celeberrimo, o perlomeno se siete amanti della musica lo conoscete sicuramente, John Williams, che è un
come magari, se magari qualche fan di Spielberg ci sta ascoltando, è un suo assiduo collaboratore e penso abbia composto quasi tutte le colonne sonore dei suoi film, Mhm. ma anche di altri, come per esempio è sua la colonna sonora di Harry Potter, di Star Wars, eccetera. Anche di Jurassic Park, Sì, vero? anche di Jurassic Park. E per lui scrivere la musica di questo film fu difficile, in quanto dovette comporre commenti musicali per scene che non poteva vedere o di cui visionava solo la versione provvisoria, senza effetti speciali o suoni. Inoltre dovette creare una composizione che rendesse, diciamo, simpatico all'apparenza brutto Personaggio. un essere come te. Williams infatti ebbe anche diverse difficoltà nel far aderire la musica alla sequenza finale e quindi Spielberg permise al compositore di scriverla come meglio credeva per poi rimontare le scene e a musica ultimata in modo che combaciassero con esse. Pensa un po', ne ha fatto veramente un capolavoro, una delle colonne sonore più straordinarie e più conosciute, credo, del cinema, insieme a tante altre per carità, ma questa è veramente molto molto bella. E Spielberg ha avuto la capacità di scegliere un compositore veramente incredibile. Sì, infatti non a caso per questo film poi ha preso anche un Oscar. Raffaele, qual è, per curiosità, di questo film una delle scene che ti è rimasta di più impressa? Beh, sicuramente forse quando Elliot e Etty si danno l'addio e lui deve salire sulla navicella e quindi poi c'è anche lì la frase famosissima, cioè la frase celeberrima, quindi... Ma tu non hai sperato per un attimo che lui salisse? Io sì. Io per un attimo ho sperato, ho detto adesso sale con lui, adesso sale con lui. No, io ho sperato che magari rimanesse o non lo so, Che ti rimanesse e ti con lui. rimanesse, sì. Però non sarebbe stato No, felice, sì, esatto. sarebbe stato lontano da casa, però nella stessa maniera anche Elliot sarebbe stato lontano da casa, per cui evidentemente è andata bene così, che ognuno Sì, alla abbia fine, preso. sì, esatto. Ognuno ha ripreso la sua strada. Chissà, magari qualche regista lo rimaneggerà, e cambieranno idea e faranno una seconda puntata. Vediamo. Bene, grazie Raffaele della chiacchierata. Grazie. Quindi eccoci al termine della nostra puntata e spero che vi abbia fatto venire la voglia di rivedere questo film, questo cult. Da Raffaele Anna è tutto e noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Cineradio, la vostra pillola da mandare giù tutto ad un fiato. Ciao a tutti, da RDR Ciao. Sardegna.